L'impasto viene tagliato in questa maniera. Allora, il movimento è comunque un po' di farina ci vuole. Guarda, io da questo momento, quando l'appoggio sopra la mano, no? Questo dito aiuta a non far scivolare più questo impasto, devi stare a questo punto. Poi questi qua l'accompagnano. Quando io lo spingo, vedi? Con quest'altro dito la tengo forte e non la lascio andare e comincio a prendere tutte le parti. Il pollice se la tiene qua, e già l'aria è rimasta dietro. Poi la giro sopra la mia mano e con la mano destra faccio questo movimento, perché qui è importante, perché se noi partiamo da qui a fare la farina tonga, no? Quando la mettiamo qui e la lasciamo lievitare in una maniera tutta uniforme, no? E quando io la devo prendere che è lievitata, la metto sopra il banco, il primo movimento che faccio lo devo schiacciare, no? Guarda, questa è venuta tonda, prendiamo una che è storta, guarda, una farina di questo genere, questo non mi può venire mai a me, anche se potrei sembrare tanto tonda. Questo non viene tonda, questo non mi si stende mai uniforme, anche se è così. Per me è molto difficile farla tonda. È importante sempre farlo tonda, già dall'inizio.